Buonasera, allora mi chiamo Gianni Belloni, coordino l'Osservatorio Ambiente e Legalità del Comune di Venezia, che è un progetto promosso da Legambiente in collaborazione appunto con l'assessorato all'ambiente e la città sostenibile del Comune di Venezia, qui è presente anche l'assessore Gianfranco Bettin, e in collaborazione anche con la provincia di Venezia. Noi diamo il via con questa presentazione del nuovo numero di Meridiana a un ciclo di incontri che abbiamo chiamato Dark Economy, corruzione e malaffare nell'economia del nord-est, proprio un tentativo di ragionare, di illuminare la parte oscura dell'economia veneta, che l'ipotesi è che non sia così, come dire, distaccata e indipendente dalla parte chiara, ma che diciamo, i toni e i tenori di grigio siano forse le dimensioni più interessanti da esplorare. Più di 50 sfumature di grigio come. Allora, per arrivare direttamente all'incontro di questa sera, diciamo subito che noi presentiamo questo numero di Meridiana 73-74 che è dedicato interamente all'eco camorre. Che cosa vi potete aspettare da questo incontro, a cui partecipano alla mia sinistra Rocco Sciarrone, che è docente dell'Università di Torino, co-direttore della rivista Meridiana e autore di una serie di pubblicazioni, tra cui ricordo Mafie Vecchie e Mafie Nuove e Alleanze nell'ombra dall'incurato, proprio sul tema della criminalità organizzata e poi anche sulla criminalità organizzata e il suo insediamento in aree non tradizionali come nel nord Italia. Isaia Sales, docente di storia della criminalità all'Università di Napoli e autore di moltissime pubblicazioni sul tema, intellettuale noto, e Gianfranco Bettin, appunto assessore all'ambiente e alle città sostenibili del Comune di Venezia, saggista e sociologo. Cosa vi potete aspettare quindi da questa serata? Degli sguardi che partono da territori diversi sul tema della criminalità organizzata e in particolare del traffico dei rifiuti, e come attraverso la lettura un po' più complessa e forse inusuale di queste dinamiche possono aprire degli squarci su dinamiche un po' più generali di questi territori, aiutandoci anche a individuare dei raffronti e delle consonanze fra il sud e il nord Italia, non tanto come presenza e insediamento della criminalità organizzata, ma diciamo come dinamiche di contesto, come fattori culturali che in qualche modo in alcuni casi assistiamo a delle risonanze molto interessanti. Da questo punto di vista io cito solo questa rivista molto complessa nella sua articolazione, che poi ci daranno dei contributi sia Rocco Sciarrone che Isaia Sales, che ne hanno scritto. Volevo solo citare alcune cose. Quando Rocco Sciarrone nell'introduzione alla rivista parla proprio di territorio delle ecocamorre, quindi esemplificando quella che è l'area soprattutto del Casertano, e come il panorama e il territorio si sia in qualche modo fatto da innesco e si sia evoluto e abbia facilitato l'insediamento e le dinamiche delle organizzazioni criminali, parla di uno sviluppo eminentemente economicista e che ha privatizzato i beni comuni e i patrimoni comuni e le proprietà pubbliche. E parla anche di una complessità delle ecomafie che non riguardano in maniera esplicita il terreno dell'illegalità, ma un terreno in qualche modo più insidioso e più complesso, in cui l'illegalità e la legalità sfumano, che è popolata da personaggi diversificati e in cui hanno possibilità di azione anche personaggi non direttamente legati alle organizzazioni criminali, ma affaristi di anche altra estrazione. In questo modo, in una lettura, e poi Isaia Sales chiarisce nel suo saggio, che poi è ben supportato, come non si possa far risalire alla camorra la causa, ad esempio, della questione dell'emergenza rifiuti a Napoli, ma che la dinamica che riguarda appunto la gestione illegale dei rifiuti è prima di tutto imputabile a chi li produce, alle grandi aziende che producono e gestiscono i rifiuti, e che il ruolo delle camorre è un ruolo in qualche modo di supporto e di aver approfittato di una situazione poco regolata e mal regolata. In questo modo
le organizzazioni criminali non figurano come una variabile indipendente che tutto muove e tutto gestisce, ma figurano come una variabile dipendente fortemente interrelata ai contesti che si stanno modificando, in cui la regolazione pubblica è sempre più debole e in cui in qualche modo il patrimonio comune viene percepito sempre meno tale, ma vi è una fortissima spinta alla privatizzazione e all'approfittare di quelli che sono i beni comuni. Se noi leggiamo in questi termini, cioè nei termini di una grande attenzione al contesto in cui queste dinamiche si affermano, noi possiamo intravedere delle consonanze, anche se con altri attori, con altri gradienti di profondità, con quello che sta accadendo nei nostri territori. In questo modo forse si dipana un filo in cui la questione della cosiddetta emergenza rifiuti a Napoli non solo è un problema nazionale perché i rifiuti provengono da tutta Italia, ma perché le dinamiche che sottostanno a questo tipo di incapacità di gestione sono dinamiche complesse di cui intravediamo alcuni tratti anche nei nostri territori. E soprattutto perché la questione dei rifiuti non è tanto un segmento specialistico di quello che è un ciclo produttivo e un assetto sociale più vasto, ma ne rappresenta in un qualche modo una cartina di tornasole. L'incapacità di gestire in maniera sensata, ragionevole la questione dei rifiuti rimanda a un'incapacità più generale di convivenza e di capacità di gestione dei beni comuni. All'interno di questa rivista c'è anche un articolo sulla questione veneta che io molto velocemente volevo proporvi e analizzare in termini proprio abbastanza a flash, in cui si è cercato di dare un po' una dimensione storica di quello che è stato il traffico illecito dei rifiuti nel Veneto, a partire però da un dato che secondo me è molto interessante cercare di capire: come il Veneto sia un territorio in cui le organizzazioni criminali hanno una presenza più incerta e più sfumata che in altre regioni del nord. Cioè il ruolo delle organizzazioni criminali non solo nel settore del ciclo dei rifiuti è molto più imprendibile e meno comprensibile di quanto non lo sia in altri territori non tradizionali. Quello che ad esempio è sotto gli occhi di tutti è che in regioni come la Lombardia, la Liguria e anche Piemonte il radicamento delle organizzazioni criminali in qualche modo è emersa nella sua sintomatologia più evidente. Ad esempio la presenza dell''ndrangheta e di locali, di organizzazioni abbastanza complesse, dei loro rapporti e relazioni con la politica, ad esempio con la politica o con l'economia. Qui in Veneto la situazione è più sfuggente, sembrerebbe quasi uno scenario più popolato di ombre, di allusioni che di vere e proprie nitidezze di presenze, anche se qui e lì, pensiamo al Veneto orientale o al Veronese, delle presenze sono più che identificabili, però in qualche modo non se ne comprende fino in fondo il profilo. In questa situazione ripercorrere quella che è stata la storia dei traffici criminali che riguardanti i rifiuti ha un suo interesse, perché quello che abbiamo cercato di identificare è come vi sia sostanzialmente, adesso la dico in maniera abbastanza sintetica, una sorta di invasività e autoregolazione del sistema di illegalità nel Veneto, che fa sì che le infiltrazioni o le connivenze o il ruolo della criminalità organizzata si faccia più sfumato. E in qualche modo c'è un saper far da sé, in qualche modo riprendendo un linguaggio stereotipato che riguarda il modello nordestino, che riguarda anche gli aspetti illegali. Noi andando a rivedere quelle che sono state le principali inchieste per quanto riguarda il traffico di rifiuti, abbiamo visto che in qualche modo c'è una ripetizione dei personaggi, degli affaristi, dei faccendieri che ruotano intorno al mondo della gestione illegale dei rifiuti in Veneto, ed è un mondo che è stato anche abbastanza autonomo e per certi versi impermeabile ai condizionamenti criminali per certi versi, o che comunque quando ha avuto a che fare, quando ha avuto delle alleanze, delle interconnessioni con la criminalità organizzata, ha potuto averle in termini di alleanza e di consonanza e di gestione in qualche modo alla pari, non essendo soggiogata da un disegno più complessivo di invasione.
Un altro aspetto che emerge un po' dalla ricerca che abbiamo cercato di fare e che riguarda il contesto in cui la gestione illegale dei rifiuti si opera, riguarda due aspetti che secondo me possono essere anche interessanti. Da una parte quella che è la reazione delle minoranze consapevoli che abbiamo in Veneto. Quasi tutte le grandi inchieste che hanno riguardato il traffico dei rifiuti hanno avuto inizio da una denuncia da parte di comitati e di gruppi di cittadini, alle volte denunce anche molto circostanziate e molto ben strutturate, che poi sono state molto utili poi per il proseguo delle indagini. Cioè, la dinamica delle ecomafie che aderisce al territorio e che nel territorio è ben visibile, pensiamo al traffico dei camion, pensiamo allo sversamento dei rifiuti, e che quindi nel territorio si evidenzia, in questo territorio esistono e sono esistiti in questi anni dei sensori attivi di allarme e di autotutela, e questo ha rappresentato sicuramente un deterrente molto importante in questo territorio. Un secondo aspetto invece d'altronde è il problema della regolazione politico-amministrativa del sistema, e su questo nell'articolo che propongo c'è un caso abbastanza secondo me clamoroso che riguarda il caso di una ditta veronese di gestione di rottami d'auto, la Rotmafer, che ha potuto operare illegalmente per anni anche grazie a delle forti come dire, avvalli e collusioni con il sistema di controlli e con l'Agenzia regionale per l'ambiente in particolare. Tra l'altro segnalo che il nuovo direttore dell'ARPA da 2 anni, Guglielmo Pepe, è presente al dibattito, insomma questo rappresenterebbe forse Carlo Pepe, scusate il lapsus, è presente al dibattito e poi magari se avrà modo di intervenire saremo contenti. Il caso appunto riguardava una passata gestione dell'Agenzia regionale per l'ambiente, però in qualche modo, poi se avete occasione di leggere l'articolo, viene spiegato una pervasività che arriva ai piani alti della gestione dell'agenzia regionale e quindi una capacità di operare e di gestire il sistema dei controlli in maniera collusiva molto interessante e preoccupante allo stesso tempo. Un altro dato che ritorna